Nelle ultime 24 ore sono circa 700 i migranti tratti in salvo al largo delle coste italiane. Giornata lavorativa impegnativa, quella di ieri per gli uomini della Guardia Costiera. La mattina sono state tratte in salvo circa 250 persone a bordo della nave Dattilo. Nel pomeriggio altri 450 migranti sono giunti a Pozzallo a bordo della Siem Pilot. Dopo l'approdo in panchina, 6 migranti sono stati portati in ospedale, 2 donne in gravidanza, 3 traumatizzati, di cui uno con proiettile al braccio e un altro febbricitante. 250 circa sono stati trasferiti in altri centri di accoglienza, 200 ospiti dell'hotspot di Pozzallo, sbarchi che arrivano a poche ore dalla visita del Premier Renzi a Palermo, dove aveva detto: «Siamo fieri di voi siciliani che avete cuore e generosità con i migranti». Aveva anche lanciato la proposta di un patto per l'Africa per affrontare alla radice il fenomeno delle migrazioni, invitando l'Unione Europea a non girarsi dall'altra parte. Intanto la stima dei dispersi del naufragio di migranti avvenuto venerdì sera al largo di Sabraz, nell'ovest della Libia, sale a quota 84.